Eccoci, ci siamo, perfetto, siamo partiti. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, siamo tutti lontani e distanziati, ma uniti nel nome e nella poesia di Andrea Zanzotto. Sono Paolo Verri, sono molto indegnamente il presidente del comitato promotore per il centenario di Andrea Zanzotto, sono stato direttore del Salone del Libro per molti anni a Torino e poi direttore della comunicazione dell'Associazione Italiana Editori, ma sono soprattutto un lettore e un amico della poesia. Per fortuna abbiamo qui oggi persone molto più importanti e illustri di me a presentare con noi questo centenario molto importante che in Veneto quest'anno peraltro unisce la figura di Andrea Zanzotto anche con quella di Mario Rigoni Stern e collega poi quella di Luigi Meneghello che invece ricorderemo nel 2022, questa straordinaria trio, terzetto di scrittori, narratori, poeti, ma soprattutto, voglio dire, amanti del paesaggio, delle tradizioni e grandi innovatori dal punto di vista della prosa e delle identità del territorio. Sono con noi a parlarne innanzitutto le istituzioni, quindi ringrazio il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Presidente della provincia Stefano Marcon e soprattutto permettetemi un ringraziamento particolare al Sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, con il quale siamo stati brillantemente nemici per la competizione a Capitale Italiana della Cultura. Io dirigevo la candidatura di Volterra e Pieve di Soligo ha fatto un bellissimo dossier, quindi gli do subito la parola dopo i primi 3 interventi istituzionali nell'ordine il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, poi insieme a Fabio Zanzotto, Andrea Cortellessa, Chiara Bertola e al Presidente dell'UMPLI Giovanni Folador presenteremo le prime tracce di un programma che si annuncia veramente molto denso. Benvenuto a tutti, a te Stefano, la parola a Stefano Soldan, Sindaco di Pieve di Soligo, città natale di Andrea Zanzotto. Grazie Paolo, è bello ritrovarti dopo questa avventura di questi mesi, di questo anno in cui ha visto Volterra e Pieve di Soligo confrontarsi sulle idee. E Capitale Italiana della Cultura è stata veramente una palestra per il nostro comune, per il nostro territorio, ma una palestra che adesso è una fatica che metteremo a frutto sicuramente con questa collaborazione per il centenario. Un saluto particolare al Presidente Luca Zaia e al Presidente Stefano Marcon, a cui va il ringraziamento della comunità di Pieve di Soligo per aver da subito patrocinato e aderito a questo importante programma. A te Paolo e a tutte le persone dello staff che coordineranno e supporteranno questo centenario e un ringraziamento particolare poi a tutte le istituzioni universitarie e private che si sono fatte avanti proprio per articolare un programma che poi ci sarà spiegato, ma che è di altissimo livello. Un saluto particolare poi anche a Marzio Breda, che rivedo con molto piacere e che so essere stato molto legato ad Andrea Zanzotto. La comunità di Pieve di Soligo si è messa a disposizione del Comitato Nazionale della famiglia Zanzotto, selezionando poi tutta una serie di iniziative con l'obiettivo di ricordare da un lato il poeta, ma dall'altro di fare in maniera che il pensiero, la prosa, la poesia di questo grande scrittore, ma direi anche di questa persona che sapeva anticipare i tempi e sapeva dare anche una linea di indirizzo, possano trovare attuazione appunto negli anni a venire. È un programma che, come sentiremo, prevede da subito delle iniziative importanti, ma prevede anche di far nascere un qualcosa che sia di duraturo e che sia particolarmente inserito nel paesaggio, nel nostro territorio. Un ringraziamento va poi a tutte quelle aziende che si sono rese disponibili a supportare anche economicamente questi impegni che non vedono da soli la regione, la provincia e la comunità di Pieve di Soligo, ma che appunto fanno sentire proprio tutto il territorio. E per ultimo appunto ringrazio il presidente dell'UMPLI Folador che darà avvio a queste celebrazioni proprio tra i giorni del 20 e del 21 giugno. Quindi grazie a tutti, sarà un lavoro intenso che ci vedrà collaborare ancora
per diversi mesi e sono certo che sarà un successo. Grazie. Grazie Stefano, noi avevamo appunto immaginato già per il 21 marzo, giornata mondiale della poesia, una giornata intera, una maratona poetica a Pieve, utilizzando 10 luoghi diversi e invece la sposteremo, come sentirete fra poco, i primissimi giorni di giugno, sperando e chiederemo poi conferma al Presidente Zaia che le tempistiche dei vaccini ci consentono di immaginare delle cose, speriamo compatibilmente davvero al progresso delle vaccinazioni per i primi giorni di giugno, e lo faremo ovviamente coinvolgendo tutta la provincia, perché il territorio, il paesaggio raccontato in 90 anni di attività poetica pressoché continua, in 80 anni di attività politica pressoché continua da parte di Andrea Zanzotto, non è stato soltanto concentrato al borgo natio, ma invece ha veramente spaziato in tutta la provincia di Treviso, in tutto il Veneto. Quindi è per questo che do con grande piacere la parola al Presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. Grazie, benvenuto. Grazie a lei e grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento. Saluto il Presidente Zaia, saluto il Sindaco Soldán e saluto tutti i partecipanti. Che dire, un'opportunità per il territorio di Pieve di Soligo, quella che avete messo in pista, passatemi il termine, ed è un orgoglio anche per la provincia di Treviso poter insomma rappresentare il territorio con un poeta come è stato Zanzotto, che ci ha dato risalto non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Credo sarebbe felice oggi di sapere che Pieve di Soligo ha partecipato, è stata candidata come capitale italiana della cultura, così come insomma penso sia felice e stia bene Pieve di Soligo sotto la tabella Pieve di Soligo aver scritto Città natale di Andrea Zanzotto. Io devo dirvi che mi ha aiutato un po' l'archivio storico del FAST a conoscere il poeta Zanzotto, e c'è una foto che mi ha colpito particolarmente, no? Che identifica la tradizione veneta. È quella ce n'è una dove si ritrovano in una cucina di una volta con a cagliera sotto il fuoco a fiò. Cioè in questo momento ritrovarsi e vedere una foto del genere fa capire quanto insomma i veneti una volta si trovavano in casa e avevano questo spirito di appartenenza e di confronto attorno a cose semplici, no? E per certi aspetti oggi la pandemia ci porta ancora ad andare verso quella direzione, ancorché non lo si possa fare, altrimenti il Presidente Zaia mi tira le orecchie, ognuno deve stare a casa sua, però diciamo che ci sono stati dei momenti in cui in questa fase dove le famiglie si sono più trovate rispetto a come eravamo abituati. Quindi è l'occasione per me per ringraziare di aver coinvolto la provincia di Treviso e per fare un plauso al Comitato Zanzotto 100 per questa serie di iniziative che vedrà la provincia di Treviso ancora una volta essere messa in evidenza per le eccellenze. Non mi vedo più. Grazie. No, Marzio, noi ti vediamo tranquillamente, ti credo anzi soltanto Marzio Breda di mettere muto perché se no ti sentiamo intervenire, ma ti vediamo benissimo, sei assolutamente in video. Ok. Ringrazio il Presidente Stefano Marcon, gli do appuntamento per una serie di attività che svolgeremo a partire da quelle in colleganza con l'Umpli proprio già questo fine settimana, ma poi a giugno e a luglio. Sentivo prima il Presidente Zaia anticipare questo importante cammino attraverso i boschi che collega tutte le zone del Prosecco con le zone dell'altipiano. Ecco, sicuramente una delle grandi attività che andremo a svolgere è l'attività di poter passeggiare insieme alla poesia di Zanzotto. Una volta, quando le tecnologie erano completamente diverse, bisognava forse mettere dei cippi, mettere delle targhe, invadere un po' la natura con degli altri oggetti umani. Oggi non ce n'è più bisogno, possiamo assolutamente attraverso i nostri telefonini passeggiare nella natura incontaminata e sentire e addirittura recitare noi e mettere dentro la narrazione della natura le parole di un poeta così importante e così alto come Andrea Zanzotto. Ringrazio perché il contributo della Regione
veneto. Voglio anche ringraziare il consigliere Alberto Vinanova, che oltre che per nascita e anche per passione strettamente collegato a questo tipo di iniziative. La Regione sta sostenendo in maniera molto forte, come ci dirà poi Fabio Zanzotto, la riqualificazione della casa natale, che verrà inaugurata proprio il giorno della nascita, il 10 ottobre 2022, in occasione del 21, in occasione del centenario. La parola al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Ancora benvenuto e buon lavoro, grazie per tutto quello che sta facendo. Grazie. Grazie e un saluto indifferenziato a tutti i presenti, quindi veramente un saluto di cuore. Peraltro io poi mi scuso già, non riuscirò a seguire tutto il dibattito perché sono entrato in videoconferenza con una brutta notizia, nel senso che la Procura di Biella ha predisposto il sequestro di un ulteriore lotto di AstraZeneca, per cui noi siamo nel caos totale rispetto alle vaccinazioni, perché ogni giorno la sua pena, a volte ci sono delle giornate che ne hanno anche 2 o 3 di pene. Però ci tenevo a essere presente a questa presentazione, conferenza stampa di presentazione, e devo dire che di Andrea Zanzotto si potrebbe dire moltissimo della sua opera, di quello che è stato Andrea Zanzotto, al punto tale che varrebbe la pena di ricordare. Lo ricordo che Andrea Zanzotto era impredicato in odore di premio Nobel e giustamente poi non ha attribuitogli. E penso che questo sia un guaio, perché stiamo parlando di un Nobel di fatto e di diritto, direi, che non ha avuto alla fine questo riconoscimento. Voi sapete che ho avuto modo anche di riconoscere in più occasioni questo tema, per cui che può contare la mia opinione. Guardi, se io dovessi fare una sintesi di Andrea Zanzotto, ne ho una che è di Amarcord, no? Il ricordo di Andrea Zanzotto. Io l'ho conosciuto quando ero obiettore di coscienza, perché mi sono fatto autografare presso la scuola elementare, scuola media di Altivole, mi sono fatto autografare un suo libro. Lui fece una presentazione un pomeriggio organizzato dagli insegnanti, ero obiettore, seguivo i ragazzi e ho approfittato per andare ad ascoltarlo, no? Cioè, era un personaggio che incantava, perché poi è facile dire poeta, no? Cioè, oltre al poeta ci deve essere anche sostanza. Lì c'era tutta fino in fondo. Dall'altro ricordo ovviamente la sua opera, la ricordo, ma la voglio ricordare con un particolare. Lui è stato un veneto ante litteram, questo lo potremmo dire. Se si pensa che già nelle ecloghe del 62 lui parla ad esempio delle nostre colline, noi abbiamo ricordato fra l'altro nel dossier dell'UNESCO Andrea Zanzotto con quelle colline del Prosecco fitte come petali di rosa, questa frase, no? Che è stata ricordata. Lo dico perché se si pensa un attimo al 1962, che è l'anno di questa opera, noi eravamo usciti dalla guerra da pochi anni. La guerra finisce nel 1945, erano sostanzialmente 17 anni dall'uscita della guerra, e erano anni anche nei quali cominciava ad affermarsi la figura del metalmezzadro, ma diciamolo fino in fondo, erano anche anni nei quali si iniziava a prendere le distanze da quel mondo, no? Prima il sindaco, scusatemi, il presidente della provincia ricordava il Larin, no? Erano gli anni nei quali si ristrutturavano le case coloniche, si toglievano tutti quei segni della contadinità. Ecco, Andrea Zanzotto inizia a parlare del Veneto, o meglio, parla del Veneto, non inizia a parlare del Veneto, inizia a far conoscere il Veneto e diventa quello che è il Veneto ante litteram, no? Se si pensa, Adriano, che io lo cito spesso, no, nelle sue memorie della Yourcenar, dice che il vero luogo nativo dove l'uomo pone lo sguardo per la prima volta su se stesso. Ed è esattamente quello che Zanzotto ha fatto con noi veneti, no? Cioè, ha iniziato a parlare in maniera nobile del Veneto, ma senza abbandonare poi quel lessico, quel modo di descrivere il Veneto che è particolare. Cioè non ha parlato del Veneto dimenticando le origini dei Veneti, dimenticando quella civiltà contadina. Penso che quando lui parla dei territori, dei filari, di tutto quel Veneto che comunque lui è riuscito a nobilitare, questo glielo dobbiamo riconoscere. Sono ovviamente, e vado a chiudere in questa brevissima mia riflessione, sono 100 anni dalla nascita. Lui nasce ovviamente il 10 ottobre e muore il 18 ottobre del 2011. Questo per dire cosa? Che sono anche 10 anni dalla morte di Andrea Zanzotto. Io quel giorno ho partecipato a quello che è stato poi il suo funerale,
alla commemorazione funebre. Ricordo e saluto uno per tutti Marzio Favero, che ho incrociato anche quel giorno. Marzio Favero, Marzio Breda, perdonatemi, Marzio Breda penso che sia assolutamente, ha ragione il sindaco, di Pieve di Soligo, è il riferimento, è colui che comunque ha sempre, può essere ritenuto come uno dei grandi riferimenti della vita dell'opera, oltre ad essere stato amico e averlo frequentato Andrea Zanzotto. Ecco, io ricordo anche questa tappa. Concludo ricordando, anche per valorizzare un po', per seguire un po' quella linea, e se non sbaglio dietro alle spalle del sindaco di Pieve di Soligo intravedo Zanzotto in quel dipinto, no? Perché Zanzotto, fra l'altro, ricordiamolo, si interessò di Zanzotto Ungaretti e dall'altro anche Fellini, quindi si è mosso tutto un mondo attorno a sto Veneto contadino, che era quello delle serve, che era quello degli ultimi, che era quello della periferia dell'impero. E Zanzotto ebbe questo merito, no? Di riportare i riflettori sul Veneto. Chiudo. A Villa Franchetti, in provincia di Treviso, Foscolo, da un dialogo con Pindemonte, ospitato da Isabella Tertocchi Albrizzi, inizia a scrivere i sepolcri. Nei sepolcri si porta avanti questa idea della teoria antropomorfa, no? Che è quello dell'immortalità. Penso che Foscolo nei sepolcri dice che chi fa cose grandi nella vita si garantisce l'immortalità. Penso che noi siamo qui proprio a celebrare i 100 anni della nascita di Andrea Zanzotto, che si è garantito l'immortalità con la sua opera da vivo. È un'opera che noi dobbiamo valorizzare e con non poca fatica, no? Perché comunque qualche bastone in mezzo alle ruote ce l'ha sempre messo durante la sua vita, e lui meritava di più, questo ve lo dico. Secondo me avrebbe meritato di più. Prima ho citato Nobel, ma avrebbe meritato veramente di più, e io spero che si possa recuperare quel tempo perso. Tanto è vero che quando il sindaco ci ha proposto di partecipare alla commemorazione ai 100 anni, che non deve essere un amarcord, perché i temi sono più attuali che mai, noi abbiamo detto subito di sì. Auguro a tutti buon lavoro e grazie al presidente Paolo Verri, per l'impegno che si è preso. Sottolineo il piccolo conflitto di interessi, cioè non è che può lavorarci contro nella capitale europea della cultura e poi venire qui a parlarsi di Zanzotto, perché le due cose per noi erano veramente strettamente collegate. Quindi dovrà recuperare il mal tolto, anche perché noi veramente abbiamo sperato fino alla fine di portare a casa questo riconoscimento, che sarebbe stata la sublimazione poi di quello che sono queste celebrazioni delle quali parliamo oggi. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, cerco di restituire, infatti metà della mia insomma, origine è di Pontecchio Polesine, quindi sono anch'io metà veneto e mi riconosco molto in queste bellissime parole. Ho lavorato tanti anni a Matera e ho studiato tutto quello che è successo nella cultura contadina del dopoguerra, quindi mi riconosco veramente molto quello che dice il presidente Zaia. C'è una linea di continuità che lega evidentemente il Veneto degli anni 50 col Piemonte degli anni 50, con la Basilicata degli anni 50. Erano territori di straordinaria povertà, dove la capacità di rimboccarsi le maniche, di mettersi a disposizione non soltanto delle proprie famiglie ma del prossimo era assolutamente eccezionale. Quindi ringrazio il Presidente per questa introduzione che ci ha portato già nel cuore del programma, un programma che avremmo desiderato durasse fin dall'inizio dell'anno. Abbiamo deciso di cominciare il 21 marzo, ma continuerà praticamente anche per lunga parte del 22, congiungendo appunto le attività del centenario Zanzotto e del centenario Rigonisterre con quelle del centenario Meneghello. Tre figure che sono anche state ben inquadrate in tre meravigliosi video realizzati grazie al contributo della Regione Veneto, con la regia di Carlo Mazzacurati e le interviste di Marco Paolini. Non a caso Marco Paolini sarà la prima persona che aprirà il 21 marzo alle 20:15 con una diretta su Rai Radio 3 in apertura di serata di Radio 3 Suite. Voglio qui ringraziare per la collaborazione
Rai Radio 3, Monica Donofrio, curatrice del programma, il direttore Marino Sinibaldi. Permettetemi di cogliere l'occasione di ringraziare anche una straordinaria programmista che non c'è più, Rossella Panarese, esperta di scienza e lei stessa studiosa di tutta quella parte scientifica della poesia di Zanzotto, che molte volte ha ricordato nei suoi programmi. L'assenza di Rossella è veramente una grave perdita nel panorama culturale italiano. Continueranno queste attività con una mostra che si terrà a Venezia, nel cortile del portico della Biblioteca Acquerini Stampaglia, per dare subito un quadro però generale di questo importante anno. Vorrei dar la parola a uno dei due figli di Andrea Zanzotto, cioè a Fabio Zanzotto, che ringrazio intanto per l'amicizia e per avermi chiesto di coordinare questa attività. Colgo l'occasione anche per salutare Giovanni Zanzotto, che so che ci sta seguendo, ci siamo sentiti questa mattina, e ovviamente la madre e moglie la madre dei figli e moglie del poeta, Marisa Michieli, che ringrazio per tutta l'affettuosa collaborazione. A te Fabio la parola, benvenuto e grazie per questo lavoro. Allora, grazie innanzitutto a tutti e buongiorno ovviamente in particolare alle autorità. Permettetemi un ringraziamento particolare al Presidente Zaia e ovviamente anche ad Alberto Villanova, che essendo concittadino non poteva che, credo, aderire e anche affettuosamente a questa attività. Ovviamente voglio ringraziare anche i dirigenti e i funzionari della Regione Veneto per la loro costante attenzione. Mi soffermerò brevemente su due aspetti. Il primo riguarda il tema un po' chiave, cioè il fatto che non parleremo della figura della biografia di mio padre, ma parleremo soprattutto della sua opera in relazione appunto al paesaggio. Perché? Perché questo ci darà modo di, come dire, di renderlo contemporaneo e di far sì che il paesaggio diventi davvero la vera chiave interpretativa di questo centenario. Per fare tutto ciò ovviamente abbiamo bisogno anche di uno strumento che è tipico del nostro tempo, cioè di una piattaforma digitale che ci permetta di connettere il microcosmo con il macrocosmo. La piattaforma ci permetterà appunto, anche attraverso dei contributi autoriali, di parlare ovviamente anche del nostro Veneto e di parlare ovviamente anche dei luoghi che sono importanti. Quindi è stato citato anche già dal Presidente Zaia, certamente parleremo in particolare anche proprio delle colline Prosecco, patrimonio dell'umanità. Perché? Perché sembra ed è doveroso appunto aiutare anche in un qualche modo chi lavora in un contesto difficile, per cui la piattaforma serve anche a questo, cioè a connettere un mondo che molto probabilmente è desideroso di tornare ancora nei nostri luoghi e di passeggiare appunto nelle nostre colline. Per cui certamente questo è uno degli elementi chiave. Però specularmente che cosa abbiamo? Abbiamo la casa dove appunto mio padre ha passato la prima parte della sua vita, ed è il macrocosmo al rovescio, cioè se appunto il paesaggio rappresenta un po' l'universo, la casa ne raccoglie un po' gli elementi più specifici, più particolari, però sempre in chiave, come dire, per cui la memoria diventa un elemento di grande proiezione, di grande futuro. La casa appunto sarà connessa, cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che chiunque da qualsiasi parte nel mondo si potrà connettere e quindi avrà il piacere poi, quando ritornerà nei nostri luoghi, di poterla appunto visitare e quindi, come dire, riusciamo a tenere insieme proprio i due elementi chiave del nostro tempo, perché nulla tornerà come prima.
Cioè i due elementi chiave che cosa sono? Sono la realtà e la virtualità, che fino a qualche tempo fa, prima della pandemia, coesistevano, ma in un modo anche tutto sommato precario. Ora sono il futuro, anzi sono il presente. Quindi la casa e la piattaforma, ripeto, sono strettamente collegate. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutte le maestranze che stanno lavorando con grande dedizione e voglio proprio chiudere con un elemento che a me sta particolarmente a cuore, quindi le nostre forze, come dire, le nostre ditte artigiane sono certamente una delle nostre eccellenze. Ecco, un ringraziamento va anche a loro. Grazie ancora e penso di aver chiuso con questo. Grazie Fabio, grazie molte. Pensavo mentre ti sentivo parlare per fare una congiunzione con quanto vorrei chiedere a Marzio Breda, che ha pubblicato nel 2009 un importante libro intervista, frutto di 2 lunghe interviste che si sono svolte nel 2008, un libro pubblicato da Garzanti e poi ripubblicato in una seconda edizione accresciuta nel 2015 che si intitola In questo progresso scorsoio, un titolo debitore di un epigramma proprio zanzottiano. Pensiamo alla fortuna della poesia nel contemporaneo. Per molto tempo la poesia è un po' sparita dalla dimensione del contemporaneo. Oggi, sia in Italia, grazie a una poetessa che conosciamo bene come Mariangela Guartieri, che già era ben presente nel panorama poetico e nel panorama teatrale italiano, ma che con la sua poesia scritta il 9 marzo del 2020 ha segnato questa cesura fra il tempo passato, il tempo presente e il tempo futuro. Non voglio richiamare impropriamente i 4 quartetti di Eliot, ma voglio semplicemente segnare questa cesura. Il discorso poetico di Amanda Gorman all'inaugurazione della presidenza di Biden, insomma, la poesia è tornata a segnare il tempo. Vorrei sapere da Marzio, con il quale ci conosciamo da molti anni, ci siamo visti la prima volta a Parigi proprio per parlare di poesia italiana, diciamo così, e di centenari proprio ormai una quindicina d'anni fa. Che cosa secondo te direbbe Zanzotto di questo ritorno in voga della poesia come poesia civile, come poesia condivisa, come poesia conosciuta da tutti a dispetto delle competenze poetiche? Beh, scusate, in primis vi dico, io non vedo più nulla, però non so se voi mi vedete. Ti vediamo e ti sentiamo benissimo. Sì, sì. No, il problema è il mio computer, ma va tutto bene. Beh, ne sarebbe felice perché spesso nei 40 anni in cui ci siamo frequentati, ero un ragazzotto che faceva ancora il liceo, e spesso giustamente si lamentava anche della disattenzione, del disinteresse editoriale che circondava la poesia, una cosa che peraltro non riguardava strettamente lui, che ha sempre avuto una certa fortuna editoriale. Basta pensare alle tirature dell'Oscar, per esempio, che furono sbalorditive, insomma, però sarebbe chiaramente quindi felice di questo interesse, di questo rilancio, diciamo, che quest'anno probabilmente avrà anche una spinta dal fatto che cade il proprio la prossima settimana, 7° centenario dalla morte di Dante, e quindi che è non solo il padre della lingua italiana e l'inventore, quindi è il padre della lingua italiana, ma è anche una specie di padre della patria Italia, no? E il Risorgimento si rifà molto a questo. Comunque, certamente ne sarebbe felice. È importante anche dire, io ho letto il programma un po' nei dettagli nei giorni scorsi e mi pare veramente ben congegnato, nel senso che tutto si tiene, anche le iniziative, le passeggiate, le gite in bici nei luoghi, nella geografia letteraria di Andrea, è un punto, e anche tutte le altre iniziative, i convegni, i dibattiti, il reading, eccetera. Tutto questo è una cosa molto importante perché
Andrea si lamentava sempre, e non con se stesso, della latenza, no? Quando scompare una figura di autore anche molto importante, poi c'è quasi fatalmente una caduta di attenzione, di interesse su questo autore. In quel caso lui riferiva a Goffredo Parise, che era scomparso dai radar, diciamo, editoriali e anche dall'interesse dei lettori. Una cosa, un destino che non riguarda Zanzotto, perché continuano a uscire cose. Un anno e mezzo fa l'edizione in italiano degli haiku e quest'anno un paio di altri libri con inediti importanti, e poi perché sappiamo che nello studio della sua casa c'è un'infinità di materiali, per cui per diversi anni sicuramente i lettori di poesia, ma non solo di poesia, troveranno sorprese importanti. Poi appunto io volevo dire un'altra cosa solo in un breve saluto come questo, poi dandoci tutti appuntamento, speriamo un po' liberamente a ottobre. Andrea era il sindaco, ha prima ricordato questa capacità di profezia, di antevedere, no? È tipica dei grandi poeti. Mi ricordo che la citava sempre anche padre Turoldo, che peraltro era molto amico di Andrea, questa capacità di profezia. E nel caso di Zanzotto questa si concentrava in particolare nel suo modo di studiare il paesaggio, che aveva a che fare sia certamente col suo amore per il paesaggio fisico della sua terra, che è bellissima, è anche la mia terra, devo dire, ma anche proprio col paesaggio sociale, umano, e quindi con i depositi di cultura, storia, linguistici, di tradizioni, che era la cosa che Andrea si batteva per preservare, insomma, per vedere incorrotta, diciamo. Quindi diciamo che quest'anno di centenario sarà, mi sembra, molto ben congegnato e mi sembra molto utile per appunto ricordare, rilanciare una memoria che per fortuna non è mai venuta meno in tanti italiani e non solo italiani. Lascio volentieri la parola a Cortellessa, che ha la sapienza del grande critico letterario e storico della letteratura che è, e che magari farà un excursus più in profondità. Grazie Marzio, sì, in effetti sono già censite oltre 30 iniziative. Quello che volevo dire, proprio passando la parola ad Andrea, col quale ci siamo confrontati proprio recentemente, io credo che sia molto bello questo raccogliere sempre più iniziative, cioè che sia un centenario aperto. Noi credo abbiamo assicurato, grazie alla cura di Fabio Zanzotto, della Regione Veneto, del sindaco e di tutta la giunta di Pieve, che ci fosse un traliccio sostanzioso, ma stanno fiorendo tantissime iniziative, non solo in Veneto, ma nel resto d'Italia e nel resto d'Europa, che cercheremo di seguire, promuovere, raccontare e far depositare in un archivio unico del centenario che, come ha detto benissimo Fabio, non è assolutamente un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. Andrea Cortellessa, docente a Roma 3, studioso in maniera molto approfondita della poesia, della prosa, ma anche della biografia di Zanzotto, sta veramente facendo una grande azione a livello nazionale perché esistano tantissime iniziative, non solo in Veneto, appunto in Umbria, a Roma, a Firenze, a Padova, ma anche all'estero come a Parigi e a Oxford. Quindi vi lascio veramente con grande gioia e amicizia la parola perché ci faccia un quadro generale per poi insomma entrare un po' in dettaglio di questa mostra che sarà la prima che potremo vedere dal 14 marzo e che ci verrà raccontata anche dalla professoressa Bertola. Grazie Andrea per il tuo lavoro.
Grazie a te Paolo, ringrazio per questo invito ovviamente la famiglia Zanzotto, Paolo e i suoi collaboratori, le sue collaboratrici e il sindaco di Pieve Stefano Nana, che ho incontrato un annetto e mezzo fa, insomma, quando abbiamo cominciato a pensare al convegno, appunto, il convegno che si terrà in ottobre, di cui vi parlerò tra poco. Nell'affresco che occhieggia alle spalle del sindaco e di Fabio Zanzotto, e che vediamo inquadrato, questa specie di Pieve di Soligo, il nostro poeta è raffigurato, se non sbaglio, nella posizione che nell'affresco di Raffaello, nelle stanze della segnatura ai Musei Vaticani, spetta a Eraclito, no? Il pensatore dei contrari, l'unione dei contrari. Ecco, e Zanzotto è un po' così, insomma, già nella sigla AZ, come lui ben sapeva, insomma, si sommavano gli estremi. E ce lo ricordava adesso Marzio Breda, quest'anno Zanzotto è gemellato con Dante. Quale maggiore autore, no? Patrocinatore contrari di Dante, no? Poeta per tutti e per nessuno, poeta cantato dal fabbro per le strade, ma poeta che ancora affascina i teologi e i filosofi di tutto il mondo. Ecco, anche Zanzotto è un poeta per tutti e per nessuno, e infatti il sito al quale appunto Fabio Zanzotto sta lavorando, www.andreazotto.it, comprenderà anche delle risorse per lo studio, per la ricerca, per l'approfondimento e soprattutto per gli studenti che delle università, specie quest'anno naturalmente, ma in futuro speriamo largamente studieranno quest'opera. E anche appunto la serie degli appuntamenti e degli omaggi ispirati dal centenario è una serie nutritissima, è davvero variopinta, si dimostra Zanzotto un poeta sia da università, diciamo, che da festival. Per esempio, credo sia la prima volta, adesso forse Paolo mi potrà smentire, che un po' tutti i festival principali dell'autunno celebreranno tutti, insomma, coralmente, ciascuno in forma diversa, questo stesso autore. Lo farà il Festival della Letteratura di Mantova, lo faranno Pordenone Legge, Carta Carbone a Treviso, Book City a Milano, Roma Europa Festival a Roma, dove all'Accademia di Francia a Villa Medici faremo una specie di reenactment di un episodio molto divertente che si tenne nell'84, quando Madame Pompidou giustamente incoronò Zanzotto come Petrarca 6 secoli e mezzo prima in Campidoglio. Apre il 27 agosto l'Umbria Green Festival, che ha per vocazione proprio il rapporto delle arti e delle lettere con l'ambiente, con Iper Zanzotto, che è un'idea che abbiamo avuto insieme a Stefano Dal Bianco di raccogliere 16 poeti italiani di oggi che leggeranno appunto testi del maestro e propri, 16 poeti perché 16 sono i sonetti ovviamente dell'Ipersonetto nel Galateo in Bosco, e sempre nell'Umbria Green Festival l'11 settembre Massimo Cacciari appunto ricorderà insieme Zanzotto e Dante. Quindi i festival, ma anche le università. È già in corso un ciclo di conferenze all'Università di Bologna, a cura di Francesco Carbognin. In giugno si farà una giornata di studi a Pavia, dove il Fondo Manoscritti conserva appunto i manoscritti dell'opera poetica di Zanzotto. Poi ci saranno convegni internazionali molto, molto importanti a Oxford appunto in ottobre e all'Istituto Italiano di Cultura, la Maison della Poesia di Parigi in novembre, un convegno su Zanzotto europeo che cureremo insieme a Giorgia Bongiorno e Laura Toppan. Poi si farà in novembre all'Università di Padova un convegno a cura di Matteo Giancotti, in dicembre, all'inizio di dicembre in quella di Siena, a cura di Stefano Dal Bianco e Natascia Tonelli. E poi appunto dall'8 al 10 ottobre questo grande appuntamento a Pieve, da 8 un secolo, da Pieve di Soligo al mondo, che curiamo insieme a Carbognini e a Giancotti, e che vedrà la partecipazione di più di 70 tra studiosi, sodali, amici del poeta, e dove verrà presentato anche in anteprima il film, il documentario prodotto dall'Università di Padova di Denis Brotto, Logos Zanzotto. Ecco, questo convegno vorrà tenere insieme la Heimat e i megasecoli, il macrocosmo e il microcosmo, come Zanzotto è riuscito a fare come nessun poeta fisico e metafisico. Ecco, questi due versanti si congiungeranno nella giornata di studi, l'ultima che cito, e scusate la gragnola di luoghi e di tempi, che si terrà il 15 settembre
Biennale a Venezia, la Fondazione Querini Stampalia, tra cielo e terra, tra preistoria e futuro, in collaborazione con l'Università Foscari, che organizza anche una serie di conferenze che si terrà su letteratura e ambiente durante lo svolgimento appunto della mostra, che è l'occasione di questa giornata di studio di cui ci parlerà la curatrice Chiara Bertola. Grazie ancora e scusate appunto i fin troppi riferimenti, ma insomma bisognava dare testimonianza un po' di tutto il lavoro che si sta facendo in questi giorni. Grazie Andrea. Il nostro ufficio stampa, la White, curato da Silvia Bianco con molte sue collaboratrici, manderà a tutti i partecipanti a questo incontro la cartella stampa completa con un primo comunicato stampa che contiene diciamo così, la traccia di quanto avverrà fino all'estate. Ci ripromettiamo, d'accordo con Andrea ma anche con il sindaco, di rilanciare ogni trimestre le iniziative, perché vediamo che si arricchiscono, si diventano sempre più dense, fra di loro si intrecciano e si rilanciano. È un ruolo importante, ce l'avrà appunto l'Università di Ca' Foscari e la Fondazione Querini Stampaglia, per cui do con molto piacere, con molta gioia la parola alla professoressa Chiara Bertola che ce la può raccontare in dettaglio. È un'iniziativa, mi sembra di aver capito, annuale, nella quale si sceglie sempre un poeta, e quest'anno opportunamente per il centenario è stato scelto Zanzotto e messo in correlazione con questo deposito straordinario di fotografie di Luigi Ghirri. Grazie Paolo, grazie a tutti, a istituzioni e a tutti i presenti. Andrea Cortellessa che cura con me questo evento, che è un evento appunto composito della mostra che sarà inaugurata per quello che si potrà il 14 di maggio e che poi avrà invece il 15 di settembre questa attenzione, questo momento di riflessione, di discussione nella giornata di studio sempre alla Fondazione Querini Stampaglia. Io volevo però finire di ringraziare soprattutto il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, perché è stato veramente un incontro molto felice, molto generoso e insomma ci siamo sintonizzati benissimo su questo evento che stiamo cercando di costruire appunto alla Fondazione Querini Stampaglia e mettere insieme appunto un poeta come Andrea Zanzotto. Ma ovviamente la famiglia Zanzotto con Fabio Giovanni sono insieme a questo percorso che stiamo appunto costruendo io e Andrea Cortellessa e semplicemente volevo dire due coordinate di questo strano evento che vede non soltanto Andrea Zanzotto non sarà solo, ma è stato invitato, come diceva prima bene Paolo Verri, all'interno delle attività che ogni 2 anni si fanno alla Fondazione Querini Stampaglia sul fondo dedicato a Luigi Ghirri, il grande fotografo emiliano. E in questo caso ogni anno io tento di mettere insieme la fotografia di Ghirri insieme a altri linguaggi artistici e quest'anno è stato appunto la volta di voler mettere insieme un poeta come Andrea Zanzotto e un artista come Giuseppe Caccavalli. Quindi avremo due, diciamo, un poeta, un fotografo e un artista visivo. Quindi è una bella, secondo me, scommessa, ma soprattutto è una cosa interessante il fatto della relazione, cioè questo mettere in relazione i linguaggi e gli artisti che però hanno comunque accomunati da uno sguardo e da un focus che in qualche modo li attraversa in maniera comune. Direi che la mostra che con Andrea abbiamo scelto un titolo, un'evidenza fantascientifica, Luigi Ghirri, Andrea Zanzotto e Giuseppe Caccavalli, che chiaramente è un verso citato da Andrea Zanzotto e lo cito in maniera precisa: gli stessi sfondi paesaggistici dei nostri Giorgione e Tiziano non trovano più una corrispondenza nella realtà geografica che siamo costretti ad abitare, hanno assunto un'evidenza fantascientifica. Cioè questo era interessante, questo sbalordimento, questo continuo in fondo non riconoscimento di un paesaggio che invece è così dentro di noi, che è così in qualche modo cifra della nostra origine, anche della nostra familiarità. E direi che quello che diceva prima il presidente Zaia, quindi di un Zanzotto che in qualche modo
porta avanti un discorso sul Veneto contadino, sull'artigianalità. Ci sono parole che sono state trasversali a tutti gli interventi di questa presentazione, e mi piaceva chiudere dicendo che appunto gli autori Ghirri, Zanzotto e Caccavale sono in qualche modo un po' accomunati da questa necessità di affondare le mani nella terra, e in qualche modo tutti e tre in una cultura popolare e artigianale. Insomma, quindi era interessante che linguaggi artistici diversi si unissero, e chi unirà questo sarà in modo particolare l'artista Giuseppe Caccavale, che con una grande installazione nel portico della biblioteca della Querini Stampaglia riunirà un po' queste anime e questi linguaggi. Al centro della biblioteca, del portico della biblioteca, che è un portico storico tipicissimo dei palazzi veneziani, ci sarà questa isola che insieme ad Andrea Cortellessa comporremmo di materiali appunto zanzottiani, con le fotografie di Ghirri, quindi ci saranno dattiloscritti, ci saranno le poesie di Andrea, i disegni, e ci saranno anche ovviamente mischiati insieme alle fotografie di Luigi Ghirri. Ecco, direi che è una specie di palinsesto, ecco, denso, pieno di riferimenti e di indicazioni, che spero che appunto si riuscirà a vedere il 14 di maggio, che è il giorno dell'inaugurazione. La mostra rimarrà aperta poi fino al 17 di ottobre, con questo momento di attenzione e diciamo così, di approfondimento scientifico con la giornata di studi di cui parlava Andrea Cortellessa, il 15 di settembre. Ecco, quindi sono tante le cose da dire ovviamente, ma mi sembra che questo sia un po' le tappe di questo appuntamento denso e di questo palinsesto un po' complesso che andiamo a inaugurare il 14 di maggio. E grazie mille. Grazie a te Chiara. Sì, voglio ricordare che ovviamente c'è un legame veramente fisico. Andrea Zanzotto, come mi ha raccontato sì. Andrea Cortellessa, produceva delle maioliche segnate, sì. disegnate e scritte nell'opera di Caccavale che conoscete, forse molti sì. la conoscono, questo grande insomma, pittore e artista napoletano che vive da molti anni fra Parigi e Bari. Di nuovo c'è questa grande capacità di scrivere, no? Di sì. produrre qualcosa che è insieme oggettuale, ma è anche ovviamente narrativo, proprio per la scelta delle parole, dei poeti con i quali crea questo tipo di relazione. Ecco, io prima di chiudere con un brindisi, come è opportuno, perché festeggiamo una nascita di un grande poeta, e non potremmo farlo meglio che con gli amici dell'Associazione Nazionale delle Proloco, qui rappresentati dal presidente del Proloco Veneto, Giovanni Fonadori. Io vorrei ricordarvi, proprio perché vorrei chiudere poi con la domenica 21 marzo, che cosa succederà proprio nelle prossime ore, nelle prossime settimane, perché sia molto chiaro ai nostri amici giornalisti che ci seguono. Ci sarà il 21 marzo un'anteprima, Zanzotto 100, con Marco Paolini e Gianluca in diretta su Radio 3 Rai alle 20:15. Poi inaugureremo appunto la mostra del 14 marzo a Venezia, alla Fondazione Querini Stampaglia appena presentata. Il 3 e il 6 giugno ci sarà una prima maratona Zanzotto, che ribadisco avremmo voluto fosse il 21 marzo, ma che abbiamo dovuto ovviamente spostare. Comincerà dalla A di Dante Alighieri, oltre che dalla A di Andrea, e avremo con noi Lucilla Giagnoni, che in questi giorni sta leggendo tutti i 100 canti di Dante su Rai Radio 3, una bellissima esperienza, e andremo avanti, diciamo così, con tanti ospiti, con Marco Martinelli, Luciano Cecchinel, molti amici anche editori. Tra gli altri cito Roberto Cicala, che ha pubblicato non soltanto una intervista e delle opere di Andrea Zanzotto, ma che ha una collana di poesia di giovani autori che si stanno proprio confrontando e misurando con l'opera
zanzottiana, così come Andrea Cortellessa sta mettendo insieme questo gruppo di poeti a disposizione per questo ipersonetto permanente che un po' sarà una grande raffigurazione dell'anno. Domenica 26 e 27 giugno non poteva essere qui con noi oggi, ma lo ripeteremo, a cura di Fabio Dalpan, che è un giornalista, narratore, scrittore, camminatore, ciclista dell'altipiano bellunese e che segue per passione e per lavoro il Giro d'Italia. Terminato il Giro d'Italia presenteremo 12 itinerari sulle tracce della poesia e della vita del poeta che vanno da Santo Stefano di Cadore a Valbelluna, da Padova per i Colli Euganei, ovviamente con centro proprio, epicentro sempre Pieve di Soligo. E insieme a Umpli, proprio da venerdì 9 a domenica 11 luglio, faremo questi percorsi ciclopedonali con opere di Zanzotto raccontate da artisti e poeti. Ringrazio per questa straordinaria collaborazione Giovanni Folladore e tutte le sue bravissime collaboratrici e gli do la parola per chiudere, dopo un'ora esatta dall'inizio, questa conferenza stampa ricca di interventi, di narrazioni e direi di contenuti, speriamo, il più possibile degni della storia e dell'opera di questo straordinario poeta. Giovanni, a te la parola per questo brindisi di chiusura. Grazie a voi, grazie al sindaco di Pieve di Soligo e al suo vice sindaco che ci hanno coinvolto in questa iniziativa insieme con Fabio Zanzotto e Paolo Verri, e noi ben volentieri ci siamo perché proprio nella giornata mondiale della poesia parte la nostra manifestazione della primavera del Prosecco superiore nelle colline di Conegliano e Valdobbiadene. E come non collegare tutto questo al poeta che ha decantato il nostro paesaggio, che ha decantato il nostro territorio. E come non ricordare, che me lo ricordava Fabio Zanzotto, che andava col papà alle mostre del vino. Quindi proprio veniva vissuto in questo modo il territorio. E quindi noi vogliamo dedicare questo brindisi diffuso che facciamo, purtroppo con i limiti, il 21 marzo alle ore 11, quindi solo via web, perché non è possibile diversamente data l'emergenza sanitaria. E questo brindisi con la poesia e la prosa di Zanzotto, che vogliamo dedicare, abbiamo dedicato anche la nostra immagine ad Andrea, il suo fiore preferito del Topinambur, proprio per dare, e non sarà solo quindi la presentazione delle diverse mostre del territorio, ma avremo la possibilità insieme con Luciano Cecchinel, insieme con Paolo Verri e Gianluca Tonetto, di sentire qualche poesia legata al territorio e sentire i dialoghi con Nino Mura, che era proprio dal Rolle dove doveva essere questa nostra iniziativa, e per cui noi interpretiamo, ha già anticipato Paolo Verri, che poi nella seconda domenica di luglio vorremmo dedicare tutta una serie di visite, di passeggiate alla poetica di Zanzotto, perché Zanzotto 100 noi siamo convinti che oltre che declamare quello che è stato per noi un grandissimo poeta, diventa anche un'opportunità per il territorio di conoscere Zanzotto, di apprezzarlo, ma anche un modo per valorizzare, che poi nel core business delle nostre Proloco, per valorizzare questo splendido territorio che tanto amava il poeta. Grazie. Grazie Giovanni, chiudiamo così veramente in 58 minuti
direi un tempo buono per così tanti interventi così ricchi di ricordi, di progetti e di futuro. Voglio ringraziare la casa editrice Mondadori, che è la casa editrice di Andrea Zanzotto, non solo per il volume di tutte le opere che in questo momento, come ricordava Marzio Vereda, è veramente molto in circolazione, ma anche per 2 nuove edizioni che vedranno la luce a settembre, che racconteremo poi più avanti e che sicuramente saranno protagoniste di un autunno culturale che vedrà Zanzotto protagonista quanto questa primavera, seppur ancora incerta e un po' tutti purtroppo a casa, per fortuna però almeno a leggere, spero. Ringrazio davvero tutti, non so se ci sono domande, chiedo a Silvia Bianco e al suo gruppo se ci sono domande di qualche tipo. Se non ce ne sono, siamo ovviamente a disposizione ringrazio davvero tutti, spero di vedervi al più presto insieme al sindaco, a tutta la famiglia Zanzotto e a tutti i curatori di questo importante centenario a Pieve di Soligo in Veneto e poi in giro per l'Italia e per l'Europa, perché Zanzotto, come tutti i grandi poeti, è proprietà dell'umanità e di nessuno di noi. Arrivederci.